Venezia è città dal degrado dilagante, assediata dal turismo di massa con la merenda al sacco e che fa i suoi bisogni sottoelogiati. Così il giornalista veneto Gian Antonio Stella, la sua disamina contro la tesi complottista di certa stampa estera. È una cosa ridicola, non ha nessun senso una regia in cui tre giornali diversissimi si mettono d'accordo per sparare su Venezia, ma è una cosa, io mi domando come gli viene in mente. A suffragio di quanto più volte denunciato e immortalato anche dai reportage della nostra emittente, non soltanto. La vostra TV, le radio locali, quello che tutti i giorni i mezzi locali denunciano in modo sacrosanto, giusto, virtuoso, buono, entra da un orecchio e esce dall'altro. Quindi sulle responsabilità di tanta dilagante maleducazione. Come giustamente scriveva da una parte, e qui lo cito testuale perché me lo ricordo a memoria, un popolo sano e libero i panni sporchi si lava in piazza. È questo che è giusto fare. Ed è una operazione d'amore. Articoli superficiali contrattacca dal canto suo il sindaco Luigi Prugnaro, proprio che denuncia storture e poi affitta la casa ai turisti, replica ancora attaccando gli stessi veneziani. Venezia è sotto pressione, il governo faccia qualcosa. Il suo appello, mentre da ieri è attivo sul sito del comune alla voce Enjoy Respect Venezia il bollettino del turista con l'indice di ricettività della città giorno per giorno, con tanto di semaforo verde, giallo e rosso. Iniziativa copiata anche dal comune di Firenze, che a breve decollerà con il progetto Enjoy Respect Firenze.